Buongiorno da Sicilia 24, i titoli del telegiornale. Duro colpo alle famiglie mafiose di Pietraperzia e Regalbuto nell'Ennese, scoperti e sequestrati 2 arsenali micidiali, le armi nascoste anche nel bar del paese, 13 misure cautelari. L'emergenza crack a Palermo, dalle periferie al centro, senza freni, i giovani che si drogano tra le auto parcheggiate, i residenti dicono sembrano zombie. Un passo in avanti per il ponte sullo Stretto, consegnata nei tempi richiesti al Ministero dell'Ambiente la documentazione integrativa sul progetto. Partenza in chiaroscuro per la scuola in Sicilia, mancano aule, arredi, insegnanti e assistenti. Ad Acireale nel Catanese lo sfogo del padre di una ragazza disabile che non potrà frequentare. Catania, la sosta selvaggia non risparmia rotatorie, marciapiedi e nemmeno l'ingresso di ospedali. Situazione di caos davanti al Garibaldi di Nesima. Sarà spettacolo nello spettacolo per Mario Biondi sabato in concerto a Taormina. Con lui sul palco del Teatro Antico grandissimi artisti italiani e internazionali, tra tutti Gregory Porter e Mario Venuti. Calcio, Catania pronto alla sfida di vertice con il Picerno, assenti Ierardi e Di Tacchio. Toscano recupera ad Andrea Jimenez, in gruppo da ieri anche Verna e Gega. Ben trovati a Pietraperzia e Regalbuto, siamo nell'Ennese, scoperti 2 arsenali che il procuratore ha definito micidiali, utilizzati dai clan della zona. Ci sono 13 arresti, ci dice tutto Luca Ciliberti. Arsenali, chiedo, tutti i tiranni e PC ci sono. È dagli anni 90 che non mi capitava di vedere un tale sequestro di armi. Le parole del procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca sono emblematiche e sconfessano la tesi di una mafia liquida e interessata solo agli affari. La maxi operazione Lua Mater della polizia di Caltanissetta Enna, a seguito delle indagini della DDA di Caltanissetta, ha infatti consentito di scoprire 2 arsenali nelle disponibilità delle famiglie mafiose di Pietraperzia e Regalbuto. 13 in totale gli arrestati, sequestrati complessivamente 8 fucili, 3 mitragliatori, 9 pistole, nonché il relativo munizionamento, arsenali che sarebbero stati pronti all'uso e nella diretta disponibilità delle cosche. Un primo arsenale è stato scoperto grazie alle intercettazioni che hanno consentito di individuare in una casa rurale di Pietraperzia una parte considerevole delle armi dei clan di Pietraperzia e Barrafranca, armi che erano nascoste in sacchi di plastica sotterrati in un terreno in uso a un pregiudicato che le custodiva con il figlio. I sacchi recuperati dalle forze dell'ordine contenevano 6 pistole, 5 fucili, un Kalashnikov e un mitragliatore da guerra, nonché più di 1000 proiettili. Un'ulteriore indagine ha permesso di sventare la riorganizzazione dell'articolazione regalbutese della famiglia di Enna ad opera di un pregiudicato mafioso già condannato. Nel corso delle indagini, nel magazzino di un bar ubicato nella piazza centrale di Regalbuto è stato rinvenuto e sequestrato un altro arsenale con Kalashnikov, fucili, pistole e munizioni. La mafia ennese è ritenuta da sempre strettissimi rapporti di collaborazione con il clan Santa Paola di Catania. Sono emersi anche alcune vicende che certificano come i clan avessero totale controllo del territorio attraverso la violenza e le estorsioni. Inoltre sono emersi anche contatti e incontri finalizzati a organizzare un traffico di stupefacenti con esponenti dell''ndrangheta. Il crack, l'emergenza della quale vi abbiamo più spesso parlato a Palermo, arriva anche nel salotto buono della città. Molti giovani assuefatti da questa sostanza si drogano anche nelle vie residenziali della città. Sembrano zombie, così dicono i residenti di via La Lumia. Marco Gullà. Non più Ballaro e Vucciria, ma l'emergenza crack a Palermo inghiotte anche altre zone. Salotto della città, via La Lumia, una delle tappe della movida palermitana. Il crack è arrivato anche qui. Giovani che si nascondono in mezzo alle auto parcheggiate e fanno uso di stupefacenti, indisturbati e senza freni. Il crack li avvolge e poi ricorrono a furti e rapine anche nella zona del centro per comprare altre dosi. Il crack è un problema che copre tutto il territorio, tutta la città. Prima faceva parte solo una piccola parte della città, adesso tutta la città, compresa via La Lumia. Tra l'altro notizie certe da parte di amiche insegnanti in varie scuole di ordine medie, liceo, in cui riscontrano questo tremendo problema del crack. Il crack è un problema gravissimo.
Tanto perché per il problema in sé, ma per il problema dei costi, perché ha dei costi bassissimi. Sembrano zombie che camminano, ci dice un residente di Via La Lumia. Emergenza sull'emergenza, perché poi molti di loro, pur di accaparrare soldi per comprare le dosi, commettono furti e danneggiano auto in sosta, oltre alle rapine a turisti e cittadini. E il tutto avviene anche di giorno, alla luce del sole. Proseguono le ricerche nel mare di Terrasini, siamo a Palermo, di Antonino D'Amico, il giovane di 22 anni di Partinico che ieri è stato travolto da un'onda e trascinato in mare mentre si trovava tra gli scogli di Contrada Paternella. Il ragazzo era insieme a un amico, anche lui trascinato dalle onde, che però è riuscito a risalire fuori dall'acqua dopo aver lottato contro il mare agitato per una ventina di minuti. In ospedale è stato medicato per le contusioni e i graffi rimediati sulla scogliera. Il ponte sullo Stretto è stato compiuto un passo avanti, infatti è stata consegnata alla commissione Via Vas del Ministero dell'Ambiente, dalla società Stretto di Messina, la documentazione integrativa che era stata richiesta sul progetto, e tutto questo nei tempi consentiti. Francesco Triolo. La società Stretto di Messina ha consegnato oggi la documentazione integrativa richiesta alla Commissione Via Vas del Ministero dell'Ambiente, dal Ministero della Cultura e le risposte alle osservazioni presentate dal pubblico e dalle associazioni sul progetto del ponte sullo Stretto. Si conclude così, in linea con il cronoprogramma, la fase di predisposizione delle integrazioni avviata lo scorso aprile. A fronte delle 239 richieste sono stati aggiornati oltre 800 elaborati progettuali su 10.000, anticipando molti studi che sarebbero stati svolti in sede di stesura del progetto esecutivo. La documentazione inviata comprende studi e approfondimenti di settore che, sulla base di dati aggiornati e di nuove modellazioni, hanno fornito le informazioni per le integrazioni. La complessità e la varietà dei temi trattati ha richiesto da parte del contraente generale Eurolink il coinvolgimento di un gruppo di progettazione multidisciplinare costituito da società, professionisti e professori universitari di primaria rilevanza in ambito nazionale ed internazionale. L'amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci, ha sottolineato come le integrazioni e gli approfondimenti siano stati inviati nei tempi previsti. Sono state adottate molte precauzioni e metodologie realizzative che fanno del progetto del ponte un'opera all'avanguardia nel rispetto dell'ambiente e del paesaggio, ha detto Ciucci. Il piano di monitoraggio ambientale, ha aggiunto, rappresenta inoltre un fondamentale strumento di controllo che permetterà un monitoraggio costante delle attività, consentendo alla Stretto di Messina di verificare in tempo reale l'efficacia delle misure mitigative progettate e messe in atto. Adesso ci occupiamo dell'inizio dell'anno scolastico, ufficialmente il 12 appunto di settembre per la Sicilia. Si ripropongono i vecchi problemi, ma poi ce ne sono di nuovi. Mancano aule, arredi, insegnanti, ma anche gli assistenti. Il suono della campanella sancisce dunque l'inizio delle lezioni, ma a volte scaglionate per mancanza di classi. Ad Acireale niente scuola per Gaia. Abbiamo raccolto anche lo sfogo del padre, lo ha fatto Tonino De Mana. Il suono della campanella è sempre lo stesso, così come i problemi che si trascina la scuola tra classi pollaio e senza aria condizionata, a volte senza banchi, senza insegnanti e ancor peggio senza assistenti per alunni gravemente disabili. Eppure si comincia, tra mille propositi, altrettanti problemi e qualche contraddizione, perché se mancano aule, a volte per questo gli ingressi sono scaglionati, le stesse sono adibite a deposito per centinaia di sedie, con ruote fortemente volute dall'allora ministro dell'istruzione Azzolina per favorire il distanziamento per il Covid. Nasce un problema che a questo punto non sappiamo se devono essere smaltite e mi chiedo con quali mezzi vanno smaltite e come, perché si rappresenta a questo punto uno spreco. Anche nei riferimenti che troviamo stampillati sulla sedia non si trova nulla riguardando le certificazioni di sicurezza e il riferimento alle norme di conformità europeo. Il Marconi Mangano a Catania in un certo senso è un'isola felice, con aule e laboratori all'avanguardia, ma anche qui bisogna fronteggiare atavici problemi. Fatto è che cominciamo con un organico ancora non pienamente saturato. Gli organici non sono mai completi al 1° di settembre o comunque al momento in cui inizia la scuola. Ci sono aule che con questo caldo la maggior parte non sono climatizzate. All'Istituto Comprensivo Paolo Vasta di Acireale, Plesso San Michele, raccogliamo invece lo sfogo di un papà con figlia disabile. Mia figlia non può frequentare la scuola perché gli mancano 2 figure essenziali,
cioè l'assistente alla comunicazione e alla deambulazione, ma l'assistente anche all'igiene personale specialistico. Ci auguriamo che la scuola possa iniziare anche per la piccola Gaia. Contrasto alla dispersione scolastica e prevenzione e lotta contro ogni forma di bullismo e cyberbullismo a danno di bambine e bambini, adolescenti e giovani. Sono tra i temi principali affrontati nel messaggio alla scuola siciliana dal dirigente generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Giuseppe Pierro. E di scuola continuiamo a parlare, il caro scuola schiaccia le famiglie e dunque l'antitrust vuole vederci chiaro. Avviata una indagine conoscitiva sull'editoria scolastica per verificare i prezzi, la distribuzione e le frequenti nuove edizioni di testi che non consentono l'utilizzo di testi usati. Gli alunni alle prese con l'acquisto dei nuovi libri di testo sono 7 milioni. Ogni anno si arriva facilmente a un giro d'affari di 1 miliardo di euro, se non addirittura oltre. E poi ci sono i problemi per chi si deve spostare per raggiungere la scuola. Gli studenti di 60 piccoli comuni rischiano di non poter seguire le lezioni perché l'AST, l'azienda siciliana trasporti, è in crisi. Non ha mezzi sufficienti e funzionanti per garantire i collegamenti necessari ed è per questo che protestano le famiglie e con loro i sindaci da Palermo a Messina e Catania, passando per Siracusa e Ragusa. Maglio Viola. Sindaci dei piccoli centri siciliani sul piede di guerra contro l'AST, l'azienda trasporti, e contro la regione che non ha ancora risolto la crisi della stessa azienda. L'AST, responsabile del trasporto di circa 7.000 studenti in 60 comuni periferici, non riesce a garantire il servizio per l'assenza di mezzi funzionanti. Sono una dozzina i sindaci del palermitano che protestano, ma a loro si uniscono sindaci del catanese, del siracusano, del ragusano. Senza le opportune corse gli studenti non potranno raggiungere gli istituti scolastici. Il problema non è nuovo, ma rispetto all'anno scorso si è addirittura aggravato. Inizia la scuola, non ci sono le corse, non viene garantito il viaggio agli studenti e anche ai lavoratori e quindi non viene garantito il diritto allo studio. L'anno passato abbiamo affrontato questo problema e grazie alla prefettura in parte l'abbiamo risolto. Quest'anno, all'apertura delle scuole, si ripresenta. Il disservizio si è già fatto sentire in tutta la regione. 37 corse annullate a Palermo, 18 a Catania, 5 a Messina, con oltre un terzo dei mezzi fuori servizio. Domani ci sarà una riunione, speriamo di poter ottenere un risultato concreto. Una speranza condivisa anche da altri sindaci. La situazione infatti ha scatenato una protesta collettiva da parte di tutti i comuni interessati, tra cui in prima linea con San Giuseppe Jato anche Altofonte, Bolognetta, Castronovo di Sicilia, Lercara, Friddi. Ma sono decine i primi cittadini che, se domani non arriverà una soluzione, sono pronti a unirsi alla protesta. Adesso a Catania la sosta selvaggia non risparmia nessuna zona della città, compreso l'ingresso di ospedali. Ed ecco che cosa avviene tutti i giorni davanti all'ospedale Garibaldi. Nesima è andato per noi Tonino De Mane. Una dietro l'altra, sembrano incolonnate. In realtà sono tutte in divieto di sosta, ferme anche sulle strisce pedonali a ridosso dell'ospedale Garibaldi a Nesima. La sosta selvaggia, piaga catanese, non risparmia la trafficata via Palermo e neanche le immediate vicinanze della rotatoria che immette sul viale Felice Fontana, snodo cruciale per la viabilità. Totalmente ignorati i cartelli che indicano il divieto di sosta e fermata e la segnaletica verticale con tanto di omino, per la verità sbiadito. Lo sa che è parcheggiata sulle strisce pedonali? Infatti non posso entrare, ho il coso qua del disabile e non posso entrare perché non c'è posto. Però noi che siamo invalidi non troviamo posto. Sono dico una tra quelle che ho parcheggiato qua. Ma il motivo qual è? Perché non c'era parcheggio là, poi sono incinta, c'era tutto pieno. Difficile districarsi tra i mezzi che invadono parte della strada, costringendo i pedoni ad autentiche gimkhane con il serio rischio di essere investiti dalle auto in transito. È pericoloso, non si può passare di qua completamente. Anche pericoloso pure, perché qua non si ferma nessuno, è raro che si ferma qualcuno. A completare l'opera l'immancabile degrado con la vegetazione spontanea che ricopre ogni cosa. Adesso ci fermiamo, rientreremo subito dopo per presentarvi Don Prisutto che lancia la sua invettiva contro l'inquinamento e si sente davvero solo in questo. A tra poco.
Bentornati in studio. La lotta contro l'inquinamento di Don Palmiro Prisutto va avanti da decenni. Il parroco di Brucoli si sente lasciato solo in una battaglia che dice riguarda tutti in realtà. Per leggere i nomi delle vittime di tumore durante la messa, dice il nostro TG, servirebbero ore. Francesco Aloi. L'unica possibilità che tu hai è che qualcuno da fuori ti venga a tirare fuori da questo pantano in cui siamo caduti. Solo così qui si potrebbe invertire la rotta. I miasmi sono all'ordine del giorno da anni e la lotta di Don Palmiro Prisutto, parroco di Brucoli, non si ferma. Dalla fine degli anni 70 si batte contro l'inquinamento nel quadrilatero della morte. Non è una battaglia di tutti, è soltanto una battaglia di alcuni. Si sente isolato, lasciato solo dalle istituzioni. È una battaglia contro i poteri forti, sì, ma questo non lo intimorisce. Sono stato tante volte chiamato dai grandi mezzi di comunicazione, la televisione, la radio, e invece non abbiamo trovato grande corrispondenza nelle istituzioni locali, le quali sono impegnate soprattutto a far capire, a illudere la gente dicendo che qui l'inquinamento non esiste. Tra la gente c'è tanta paura, anche se qualcuno si è confidato con lui, ma lontano dai riflettori. Quando dovrebbero parlare a voce alta e davanti a tutte queste cose, non trovano una istituzione che li possa difendere. Dal 2014, ogni 28 del mese, in questa chiesetta celebra una messa per le vittime di tumore. Inizialmente leggeva tutti i nomi, poi col passare del tempo è diventato impossibile. Il numero è cresciuto e si capisce che una messa non può durare 3 ore. Adesso alla musica sarà sicuramente un appuntamento, un concerto dal sapore di grandi eventi, dei grandi eventi, quello di Mario Biondi che torna a Taormina con uno spettacolo nello spettacolo, quello di Crooning Special Night, con lui sul palcoscenico del Teatro Antico, tanti grandi nomi della musica nazionale e internazionale, su tutti Gregory Porter lo ha intervistato per noi. Il nostro Mario Biondi, invece la nostra Eva Spampinato. Torno nel luogo dal quale sono nato, torno a Taormina, torno in un contesto meraviglioso come il Teatro Antico. Torno non da solo perché l'amore per la musica va condiviso. L'amore per la musica soul e jazz, gli amici di una vita, la sua terra, il palcoscenico dove è cresciuto artisticamente. Taormina è un super ospite internazionale che arricchisce il parterre di eccellenze chiamate a raccolta da Mario Biondi per la sua Crooning Special Night di sabato 14 settembre. This is what you are. Ho il piacere di avere tantissimi ospiti amici e Gregory Porter sarà un po' la colonna portante di questa cosa, perché un po' perché siamo tanto esterofili noi italiani e quello che arriva dall'estero sembra sempre più bello, un po' perché lui è veramente bello e bravo. Love is a tempo. Don't take it for granted. And when it happens, it's time to write your story. Mario Venuti, un nostro catanese rappresentativo e fondamentale, devo dire, nella mia crescita artistica, perché è stato uno che mi ha ispirato con la sua fortuna nei primi anni 90. Mario e i suoi ospiti saranno accompagnati sul palco del Teatro Antico di Taormina da un'orchestra di oltre 30 elementi riunita per questa speciale occasione. Ed
dopo il nostro telegiornale andrà in onda la trasmissione Sicilia 24 Focus. L'ospite di oggi di Lorena Dolci sarà Carmelo Maglia, il signore che a 88 anni ha sventato la classica truffa agli anziani e ha fatto arrestare i malviventi. Ci racconterà in diretta la sua disavventura. In studio anche Genevieve Di Natale, dirigente della squadra mobile di Siracusa. L'appuntamento su Telecolor alle 14.30, in streaming anche sulla Sicilia Web. Vi ricordo il nostro numero per interagire con noi al 342 745 5005. Possono arrivare i vostri messaggi. Ci fermiamo e subito dopo il calcio inizieremo con il Catania che si prepara alla partita contro il Picerno. Siamo al calcio, il Catania prepara la sfida al vertice contro il Picerno. Toscano deve fare a meno di Gherardi e di Tacchio, ma in compenso recupera altre 4 pedine. Ci dice tutto Francesco Triolo. L'attesa cresce perché anche se siamo all'alba del campionato, la classifica dice che quello di sabato sera alle 20.45 al Massimino è comunque uno scontro al vertice. Catania e Picerno infatti sono appaiati in vetta, a quota 7 insieme con Cerignola e Sorrento. Si corre verso il sold out ed è il segnale di come l'ambiente stia preparando la gara. Mimmo Toscano da parte sua cerca di isolare la squadra dal clima di entusiasmo che si inizia a percepire per la città. Il tecnico dovrà fare a meno di Gherardi, fermato per un turno dopo il rosso per doppia ammonizione rimediata a Biella, e di Tacchio bloccato da una lesione tendinea al flessore della gamba destra. Inevitabili quindi almeno 2 modifiche nella formazione titolare. In difesa è pronto Quaini, a centrocampo spazio a De Rose. Di 6 indisponibili in occasione della trasferta contro la Juventus Next Gen sono attesi tra i convocati Verna, D'Andrea, Ghega e Ghimeses. Maggiore cautela e tempistiche di impiego differenti per Popovic e Montalto, con quest'ultimo che comunque ha ripreso a lavorare in gruppo sebbene non a pieno regime. Tiene banco il rebus attaccante. Toscano lo deciderà probabilmente a ridosso del match, ma il fatto che ci siano in gruppo D'Andrea e Gimenez permetterà allo staff tecnico di poter ridisegnare la squadra anche in altri modi, magari per esempio lasciando Luperini libero di sfogarsi a sinistra. In occasione di Catania-Picerno, come abitudine, ricordiamo che Telecolor dalle 20.15 proporrà 3 ore live con diretta stadio, collegamenti al Massimino, analisi del match, le interviste post partita in anteprima ed i vostri commenti via WhatsApp al numero 342 7712 855. Differita integrale del match in esclusiva lunedì alle 22.15 dopo corner. In Serie B il Palermo si prepara alla sfida di sabato a Castellammare contro la Juve Stabia, diversi assenti, ma Segre è invece recuperato. Sentiamo Marco Gullà. Tornare alla vittoria è il diktat rosanero in vista del match di sabato al Menti contro la Juve Stabia, una partita insidiosa che arriva dopo la sosta, nella stagione scorsa spesso penalizzante per il Palermo. Ma Dionisi per questa delicata sfida torna ad avere a disposizione Jacopo Segre, che si candida per partire dal primo minuto. Il calciatore, in passato tra i più prolifici nei rosa, è stato recuperato totalmente dopo aver saltato il primo mese di incontri. Per lui solo i 25 minuti contro il Cosenza che avevano colpito per intensità. Adesso il numero 8 potrà anche giocare di più dopo aver sfruttato la sosta per inserirsi meglio nei meccanismi di gioco. Ancora out invece Ver e Banica. Il turco spera di recuperare il prima possibile, ma al Menti non ci sarà. Sono veramente contento di essere qui, è veramente un grande orgoglio per me essere qui in questa grande società. Riguardo alla questione di quello che posso dare alla squadra, io credo molto in me stesso, nelle mie caratteristiche, nelle mie qualità, per cui diciamo che io cerco di dare il massimo sempre a ogni allenamento, a ogni partita, e cerco di aiutare con la mia esperienza e comunque tutto quello che ho nel mio diciamo quello che ho i miei compagni. Dionisi in avanti valuta l'inserimento di Ledo Aron dal primo minuto. Con questo servizio si chiude questa edizione di Sicilia 24. A tutti voi grazie per averci seguito. Vi lascio al Focus condotto oggi da Lorena Dolci e vi ricordo il prossimo appuntamento con il telegiornale su Telecolor alle 19.